La legge da Ciaccia regla la protezione di animali selvadis e la Ciaccia. La legge vertente datesce dall'anno 1986. Ella deve ussa venire adattata. La protezione dels spazi da viver naturals per ils animals selvadis venis rinforzata e nuove regole devono evitare se possibile conflitti con il luf. Contro quai è veni fatto un referendum. Ord vista dels adversaris è la nuova legge mal garteggiata. Els temen che animals protegits fissen periclitats anche pli ferm che oz e che lufs desciassen venir saietats sin reserva. Da cesa tracti in dettagli. La midada della legge rinforza la protezione dels animals selvadis. Ils spazis da viver dels animals selvadis devono venir cogliats meglio in cun lauter e lur vias da cogliazione devono venir segiradas. Nua che quai è necessari, vengono costruidas ulteriores punts speciales e sudpassadis. E da pli species d'animals, sco per esempio l'anda selvadia, venissen protegidas. In caso della revisione della legge da Ciaccia vai per il luf. El era sparì, dice dalla Svizzera. Al partir dal 1995 è allora ritornato in prims lufs. La fin del 2019 vivevano var 80 lufs in Svizzera e lor number vegna crescer vin avant. Ien risultats plir strieps. Lufs attacciano adina puspen nursas e ciauras. Els s'aneren prender a guncir las mesiras per proteger las montaneras. E certs lufs perden lur timiditat naturala e s'attrategnen en viginanza da vits. Quai c'agiuna conflicts. Ils cantuns pon permetter oz da saietar in luf singul schel c'agiuna dons considerabels. Il medem vala per intervenzions en il triep. Ellas han permessas mo suenter che l'uf san c'agiuna grands dons. Con la legge da Ciaccia midada pudessen ils cantuns reagire dura. Da nov desciassen guardia selvaginas saietar singuls lufs che han pers lur timiditat. Ed els desciassen saietar lufs din triep avant chi venien c'agiunats dons. Uscia emprenden ils auters lufs da restars in distanza. Eren l'avenir desciassen ils cantuns però saietar lufs mo sut certas premisses. Per exempel nadascien lufs bec venir saietats, schels s'attrategnen lunch davens da montaneras ed abitadis. E il luf resta in a specie d'animals protegida. La Ciaccia d'Adel resta en l'avenir scomandada. En l'avenir venissen puras e purs indemnisats per animals sciarpats mo schels han prendi mesiras da proteziun. Els stuessen pia proteger lur montaneras con chauns da proteziun u con saifs. Contra las novas disposiziuns an federaziuns della protezione della natura fac in referendum. Els argumenteschen che la legge da Ciaccia midada saia mal garteggiada, per quai che la mettia animals selvadis anc plific sutsquitsch. Animals protegits possian venir saietats senza che els haian c'agiunà in don o senza che mesiras da protezione saian venidas prendidas. En pe da reglar in moda pragmatica l'ir entorn con il luf periclitescia la nuova legge la protezione delle specie in Svizzera. Mo in na garantescia la protezione del castur, del zin domestì, del luf cerver e d'altre specie d'animals. Per il Consiglio federale e per il Parlamento rinforza la legge rivedida la protezione d'animals selvadis e lor spazis da viver venissen cogliats meglio in cun lauter. Quai saia important per la diversità delle species. La legge procuria per un trattamento pragmatico con il numero di lufs che cresce in Svizzera. Ils cantuns possono intervenire dura ed impedire uscire conflitti. Il luf restia in una specie d'animals protegida ed ils trieps restian mantegnits. Per il luf cerver, per il castur, per l'irun gris e per il marel grond aia il Parlament refusà expressivamente intervenziuns en l'effectiv. Per questi motivi recomandano il Consiglio federale ed il Parlament d'accettare il progetto.